Mio nonno Luigi, classe 1888, è giunto dalla Carnia, è un friulano doc, ha sposato con la Utti Adelina, che proveniva da Mariano, produceva sedie sotto il dominio austro-ungarico e per rivolgersi al mercato nazionale aveva dei problemi di dazio. Allora alcune famiglie di Mariano si sono trasferite a Manzano, che dista solamente 10 km, dove c'è un corso d'acqua, c'era la possibilità di usufruire della forza motrice per tagliare, segare gli elementi e costruire queste sedie rudimentali che sono le famose paesane. Questa sedia ideata da Marco Ferreri è entrata nelle selezioni del Compasso d'Oro, che per un'azienda manzanese era comunque una cosa abbastanza sconosciuta. Adesso una delle ultime nate di grande successo è stata la Dole, non usuale per i prodotti di sedute che sono fatte da legamenti molto diritti, con questa situazione di curvati che danno anche una grandissima forza strutturale a un prodotto che rimane esile, che rimane elegante. Quando ha successo è di solito sempre un prodotto calibrato bene fra le dimensioni e la forza e la struttura.